Amici di Sgaialen Magazine, buongiorno da Prato della Valle a Padova, dove tra una settimana esatta prenderà il via la seconda edizione di Back to Basket, evento a cui noi di Sgaialen Magazine siamo molto affezionate, perché se vi ricordate dall'anno scorso l'abbiamo seguito molto da vicino, e poi perché si svolge in una cornice sicuramente meravigliosa. A dirci qualche cosa di più oggi con me Max Franz, uno dei due ideatori e organizzatori dell'evento, insieme al campione di basket Andrea De Nicolao. Max, spiega ai nostri lettori che magari ancora non conoscono questa formula di evento in che cosa consiste Back to Basket e perché non dobbiamo aspettarci un evento a tutto sport solo. Assolutamente, intanto ciao a tutti, grazie di essere qua a guardarci. Allora, Back 2 Basket, come si scrive anche per il sito, per essere precisi, è un evento davvero a tutto tondo. Ha a che fare con la pallacanestro, è evidente, perché si parte da lì. Ci sarà modo di vedere qua, alle mie spalle, bambini dagli under 13 fino ai più grandi che si sfideranno in varie competizioni, ma non è meramente una competizione, perché le persone che giocheranno qua sono scelte in base a 5 valori fondamentali che hanno a che fare con il benessere sportivo, non tanto con l'abilità sportiva, ok? Partiamo per darvi un po' l'idea del programma, partiamo il venerdì sera, venerdì 15, quindi esattamente tra una settimana, con il Galà del basket padovano. Quindi qui dietro si troveranno tutte le società che hanno vinto tutti i campionati, dai piccoletti fino ai grandi, della provincia di Padova, tanta roba, tantissima gente. Roba. E poi seguire, per chi vuole divertirsi ancora, dalle 9 in poi grosso modo il Silent Party. Conosci Silent Party? Silent Party conosco, sono una grandissima fan, ma penso lo conoscano anche molti dei nostri lettori, quindi se siete curiosi di saperne di più seguiteci o cercate, c'è già l'evento che circola su Facebook. Sulla nostra pagina Facebook è già pronto, Simone Lorini e staff stanno preparando una bella festa per musica, in cuffia, si ballerà qua nel silenzio di una cornice, come diceva Gaia giustamente, meravigliosa. E questo è solamente il venerdì, in 3 ore, 4 ore ci si divertirà davvero tanto. Poi sabato e domenica un programma davvero intenso, tutto presente sul sito nostro senza andare nei dettagli, con partite tradizionali, basket maschile, basket femminile, basket dei più grandi e dei più piccoli, ma anche basket in carrozzina la domenica e baskin, che è un basket inclusivo davvero speciale. Non so se te lo ricordi l'anno scorso, è stata un'esperienza molto bene, molto bella, molto forte, intensa e sì. Ci farà anche riflettere, sì. Perché noi vogliamo un po' anche lasciare un po' traccia, far sì che questo evento non sia, come diceva giustamente Gaia, un evento sportivo, ma qualcosa che per Padova sia importante, e far sì che a chiusura di tutta la stagione del basket e non solo ci sia un momento anche di riflessione, di intelligenza in qualche modo legata allo sport. Questo è Back to Basket in sintesi. Certo. Che dici, ti piace? Quindi sport, festa e allo stesso tempo anche un momento di riflessione sempre all'interno di una cornice meravigliosa. Se vi abbiamo incuriosito, come sono certa abbiamo fatto, non ci resta quindi che invitarvi numerosi nella giornata di venerdì 15, di sabato 16 o di domenica 17 o anche a tutte e tre, per toccare con mano non solo i campioni del basket ma anche questo grande evento. Max, devi dirlo anche tu però, di un bel prendi la sgaia, perché l'evento è sgaio per definizione. Assolutamente, prendiamola tutti sgaia e ci vediamo qui in Prato della Valle da venerdì in poi. Vi aspettiamo. A Back to Basket, ciao! Ciao!